Oltre 200 casi e 19 morti in Veneto l'anno scorso a causa dell'epidemia di West Nile, il virus trasmesso all'uomo dalle punture di zanzara, dopo i dati drammatici del 2018 che portarono a disinfestazioni straordinarie fino ad autunno inoltrato. Quest'anno diverse amministrazioni comunali si stanno prendendo per tempo, provvedendo già da ora a partire con gli interventi larvicidi, così da impedire o perlomeno diminuire notevolmente il proliferare delle zanzare. Treviso partirà subito dopo Pasqua con uno stanziamento di circa 70.000 euro. Già dal mese di aprile partiremo con i primi interventi larvicidi, quindi interverremo per andare a debellare tutte quelle larve di zanzare che purtroppo l'anno scorso sono cresciute e poi abbiamo visto gli esiti nei nostri parchi, nelle scuole. Tombini, fossati, caditoie verranno trattati con gli interventi larvicidi. Nel frattempo sarà attivata la gara d'appalto per affidare il servizio di disinfestazione anche delle zanzare adulte mediante la nebulizzazione di insetticidi sulla vegetazione. Servirà però l'aiuto anche dei privati e da questo punto di vista, insieme all'assessore Manera, stiamo lavorando per cercare di mettere a disposizione anche dei prodotti ed agevolare l'intervento da parte dei privati. L'idea che si sta concretizzando negli uffici del settore ambiente del Comune è quella di procedere alla distribuzione ai cittadini delle pastiglie larvicide da utilizzare nelle aree private. L'ipotesi è quella di effettuare la distribuzione anche con la collaborazione delle farmacie, così da raggiungere tutti i quartieri della città e tutte le fasce della popolazione.